Oltre 10.000 le persone che hanno manifestato ieri a Palermo contro il caro energia. Le sigle sindacali hanno risposto all'appello lanciato dalla Confcommercio di Agrigento, presenti anche numerosi sindaci delle province di Agrigento e Caltanissetta, compresi Francesco Miccichè e Roberto Gambino, dei due capoluoghi della provincia, e poi tantissimi cittadini, lavoratori, pensionati. Occorrono interventi immediati, anche retroattivi, sulle bollette insostenibili che arrivano a 30-50 mila euro. Servono immediati sconti in bollette e attingere ai fondi del PNR. È possibile una soluzione? Ma quello che chiediamo oggi è sicuramente un'attenzione da parte del governo nazionale, da parte del governo regionale, perché è una situazione di insostenibilità assoluta che abbiamo già portato all'attenzione da diverso tempo. Oggi siamo davanti ad una condizione insostenibile e di improduttività per quanto riguarda le aziende, ma questo problema ricade anche su tutte le famiglie. Allora non è più tempo di pensare a cosa si deve fare, ma è tempo di agire. Noi vogliamo che vi sia una presa di coscienza come priorità assoluta di questo problema. Ci sono le risorse e si possono trovare le risorse anche all'interno di strumenti come il PNRR, e abbiamo bisogno che si intervenga anche con una retroattività rispetto a tutto quello che è successo in questi mesi e che mette a rischio migliaia e migliaia di imprese, significa anche mettere a rischio migliaia di famiglie e di lavoratori. Quindi una bellissima manifestazione unitaria che vede assieme sigle datoriali, sindacali e dei consumatori, una bellissima manifestazione oggi per ancora una volta gridare questo aiuto nei confronti delle aziende che non hanno più la sostenibilità delle proprie imprese a causa del caro bollette, del caro energia e soprattutto anche il caro delle materie prime, con l'inflazione che chiaramente continua ad avere un trend troppo marcato. E quindi oggi qui a chiedere al governo regionale e alla sua eccellenza il prefetto di Palermo, in virtù della sua rappresentanza per lo Stato, di aiutare le imprese. Oggi a Palermo a manifestare contro il caro energia, il caro bolletta. Abbiamo bisogno di un segnale chiaro, preciso e puntuale da parte del governo per capire come realmente voglia affrontare questo problema. Una soluzione non solo al futuro, ma anche a ciò che già è passato. Bollette da 30, 40, 50 mila euro è qualcosa di insostenibile. Non si può accettare che le prime misure del governo sia capire se è il o la presidente piuttosto che il rave party. Oggi le aziende e tutti i lavoratori hanno bisogno di risposte chiare. Noi rappresentiamo Assipan e più di 1000 aziende sul territorio siciliano. Effettivamente siamo molto preoccupati e stiamo lanciando un grido di allarme al governo, perché le nostre aziende sono aziende a livello artigianale. Non siamo degli imprenditori con vari dipendenti, ma siamo soprattutto artigiani. Il 50% del credito di imposta non ci basta, noi vogliamo subito lo sconto nella bolletta, perché siamo, come ho detto, artigiani del pane. Noi rischiamo la chiusura, rischiano molti addetti del settore, soprattutto l'artigianalità del nostro pane, che anche per la Sicilia ha un valore aggiunto e l'identità culturale il pane. Mancando il pane artigianale manca tutto ed effettivamente è un peccato. Una manifestazione che vede coinvolta anche le associazioni del turismo come Federalberghi, come Agrigento Extra, perché il caro energia colpisce anche questo settore, lo ha colpito in maniera determinante, lo ha colpito in maniera pesante. Le strutture turistiche alberghiere soprattutto stanno vivendo un momento di grande difficoltà anche per la stagionalità e quindi la conseguenza del caro energia e quindi del caro aumento dei prezzi su tutte le materie prime. Una bellissima manifestazione che sembra sia riuscita, tutte le sigle sindacali hanno risposto alla grande a questa nostra protesta. Ora speriamo che siano gli organi regionali e nazionali a darci man forte, ad aiutarci a mandare avanti le nostre imprese e anche le nostre famiglie.